Ognuno di noi dovrebbe un pochino impegnarsi nel sociale, basterebbe dedicare poco tempo per dare qualcosa agli altri e quindi il mio appello oggi che ricevo questo premio è cercare di essere di esempio a tanti giovani, a tanti adulti, a tanti pensionati, a poter dare un qualcosa di sé per gli altri in modo che tutto possa andare meglio. È tornato in grande stile il premio Miramare sulla spiaggia del Lido di Venezia. L'iniziativa si era interrotta nel 2018 a seguito della scomparsa del suo indimenticabile ideatore e fondatore, il giornalista veneziano Giovanni Battista Tita Bianchini, grande collega che lo ha ideato e portato avanti con successo per oltre 20 anni. La targa Colleoni di San Marco è stata assegnata quest'anno a Francesco Deste, presidente dell'associazione Nucleo di Volontariato della Protezione Civile del Lido di Venezia. Il premio è stato ripristinato da Federico Bianchini, presidente della cooperativa Bagni di Mare, con il direttore della spiaggia Miramare, Antonino Laporta. Per me è un grande onore riceverlo, anche se io quello che faccio lo faccio veramente col cuore e senza, cioè proprio come volontario. Noi siamo sempre sul campo, noi siamo sempre pronti, siamo sempre operativi, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Noi siamo sempre pronti in qualsiasi momento per calamità, per esigenze, per essere vicini alla popolazione. Questo per noi è lo scopo principale. Alle premiazioni è intervenuto l'assessore comunale Michele Zuin Lidense. Questa iniziativa tornerà ad essere un appuntamento fisso ogni anno nel mese di agosto. Vogliamo far conoscere a tutti, ai nostri utenti e anche alla comunità del Lido di Venezia il nostro spunto sociale e cooperativo.